27.000 veicoli al giorno, un terzo sono mezzi pesanti. A fotografare la situazione della statale Valsugana che taglia in due il comune di Rosà e in particolare il centro del paese è uno studio di Veneto Strade. Sabato l'ultimo incidente con due persone ferite all'interno di un'auto che si è scontrata con un tir croato che non aveva rispettato il semaforo rosso. Un problema annoso su cui il comune ha aperto un tavolo di concertazione con ANAS, RFI, Regione e Provincia di Vicenza, da cui potrebbero arrivare i fondi necessari a finanziare i progetti sul tavolo. Noi sappiamo che ANAS deve approvare il piano delle opere quinquennali, quindi siamo in attesa di capire quali risorse possano essere messe a disposizione anche di Rosà, perché sappiamo che Rosà è un nodo importante anche per l'immissione in pedemontana. Oltre al problema nord-sud, il comune di Rosà si sta facendo carico del collegamento est-ovest con i 7 passaggi a livello presenti sul territorio e la regionale 245 Castellana. Stiamo lavorando per quanto riguarda uno studio che possa dare la possibilità di fare un sottopasso che congiunga naturalmente in maniera più semplice e meno impattante possibile sul territorio la permeabilità da parte est e ovest del paese.